Questa è una rapina tranquilla. Quindi hanno scandito queste parole. Esatto, esattamente queste. Tanto che io pensavo in che senso tranquilla, ho pensato subito. Così si sono presentati i due delinquenti che hanno fatto irruzione poco prima delle 7 della sera al supermercato CRAI di San Vito di Altivole, dove clienti e titolari hanno vissuto attimi tutt'altro che tranquilli, nonostante le premesse. Con loro un'arma lunga, un mitra. Alberto Malosso, titolare del market, con il padre parla di un Kalashnikov. Una volta che sono entrati, uno mi ha buttato il Kalashnikov addosso e l'altro ha saltato la cassa sostanzialmente, non è che ha fatto il giro. Comunque là mi ha intimato avevo il telefono in mano, di togliere il telefono, me l'ha lanciato via. A quel punto là di aprire la cassa, cosa che io ovviamente ho fatto, ho aperto la cassa, lui ha preso, aveva una specie di zaino, ha preso l'incasso al volo, l'ha buttato dentro. Alla fine il bottino è di 1.500 euro, ma i due non si accontentano e gli mettono pure le mani addosso. Poi mi ha intimato e detto di consegnargli il portafoglio, che non avevo. E a quel punto lui mi ha tastato il fondoschiena, mi ha tastato le tasche, ha visto che effettivamente non c'era. I banditi, travisati con un passamontagna chiaro, non si fermano nemmeno di fronte a una signora 82enne che mostra loro la borsa della spesa vuota. Nel frattempo un altro giovane presente in negozio si rifugia nel reparto gastronomia e lancia l'allarme accanto all'addetta del banco. Un'azione lunga circa 2 minuti che sembrano interminabili. Ho riconosciuto che avevano l'accento dell'est, sì, soprattutto quando verso la fine hanno detto, quello che impugnava il Kalashnikov ha detto all'altro rapinatore, ha detto andiamo, basta, l'ha ripetuto 2 o 3 volte. Quindi la fuga a bordo di una utilitaria rossa rubata poco prima del colpo, che i carabinieri trovano già in serata, militari che indagano a tutto campo alla ricerca di segni, impronte, immagini. Mi hanno chiesto di depositare i video di sorveglianza di casa mia, perché purtroppo qui in piazza che puntano in questo luogo non ci sono altre telecamere, insomma. L'arma usata potrebbe essere un giocattolo, ma in quei frangenti poco cambia. Non ne ho idea perché era un bel bestione onestamente. Ha temuto a un certo punto per la sua vita, immagino. Beh certo, anche perché non sapere se era vero o non era vero, se lo avessero utilizzato oppure no, in base a chissà cosa gli passava per la testa in quel momento là, un po' sì onestamente. È giusto che certe persone che delinquono così non stiano in libertà onestamente. Ecco, tutto qua.